Amici di Diretta Sport, buongiorno da Elmas per la giornata 11ª di campionato con il girone A della fascia A2 degli allievi. Con le due squadre oggi sarà una giornata importante perché si parla di uno scontro al vertice tra la Frassinetti Elmas Villassor contro il Sublanu Calcio. Ed eccoli qua i ragazzi che si stanno scambiando i convenevoli per questa giornata, per avviare una partita che darà grande spettacolo, perché dicevamo che qua oggi si parla di uno scontro tra la Frassinetti, prima in classifica, contro il Sublanu che sta a poche lunghezze. Le due squadre stanno per schierarsi in campo e allora noi vi leggiamo le formazioni che andranno a sfidarsi oggi in partita, con la squadra di casa della Frassinetti che andrà a giocare con Gabriel Santiago, poi Liliu, Argiolas, Viola, Zucca, Grussu, Porrà, De Falco, Figus, Mina e Murru. Questa è la squadra di casa che andrà a difendere per questo primo avvio di partita, con il pallone posizionato al centro del campo per il Sublanu, che darà avvio a questa partita con le ostilità che stanno per prendere il via, con soltanto il fischio d'inizio che manca, ed eccolo qua con l'avvio della partita. Allora si parte subito con il pallone per la squadra ospite, che adesso andremo a leggervi con questi 11 effettivi, con Pintus, Mereu, Figus, Loi, Davide, Lai, De Agostini, Cera, Marcia, Piras, Zedde e Dell'Oste. In panchina ci sono Anedda, Usai Ghiani, Mureddu, Fantacci, Puddu, Azzeni, Doglio e Perra. Queste le scelte del mister Gaetano Bracciale. Dall'altra parte invece per la Frassinetti, che adesso però deve difendere su un primo attacco. Adesso c'è la difesa di Liliu, che poi prova anche a spazzare via la palla in fallo laterale. Dicevamo in panchina andranno Riccardo Trudu, poi Capoccia, Schirru, Verde, Altana e Collu per il mister Pablo Andres Poli. Intanto il gioco è appena partito adesso, con la squadra di casa che prova l'appoggio all'indietro. Intanto lo schieramento della squadra della Frassinetti, con il difesa a 3 al momento provata dal tecnico di casa. Adesso si va con il giro palla di Mina, poi viene intercettato, fermato, e allora si riparte con il gioco di Mereu, con il colpo di testa e poi il pallone controllato all'indietro da Stefano Zedde, che va a provare a dare il via a una nuova azione offensiva, poi fermato. Ancora il rimpallo che favorisce la squadra ospite, prova a partire Piras, fermato, e allora si può giocare ancora con il giro palla di Liliu, poi l'appoggio ancora per la squadra di casa, fermato il passaggio tentato da Zed, e allora c'è il lancio in profondità, poi il controllo da parte di Viola, il passaggio ancora nella parte centrale, poi c'è un primo errore con il giocato del tutto per tu, con il portiere. Ci ha provato Piras, grande occasione questa, niente da fare per questo primo tentativo in attacco. Che errore di fronte alla porta, provato a lanciarsi in tutta velocità, ancora non è riuscito Piras a superare il portiere avversario Azzori, e allora si gioca con questo calcio d'angolo. Il primo tiro dalla bandierina, pallone in mezzo, il
rimpallo che poi favorisce la squadra di casa che va a liberare, prova anche a scatenarsi in contropiede con la falcata per cercare di dare il passaggio in profondità sulla sovrapposizione, il tentativo ancora di gioco di Figus fermato, poi il rimpallo, la palla che finisce tra le braccia del portiere e subito una prima azione importante della squadra di Sublanu, che ha provato a farsi vedere complice l'errore difensivo che poteva anche costare caro. Intanto si va subito con il controllo palla, c'è anche una maglia che si allunga, era quella di De Falco, fermato poi in fallo laterale che deve essere battuto dalla squadra di casa, ancora a terra Minam, pronto anche a rialzarsi. Allora il gioco che riparte con Di Agostini, il passaggio e poi c'è l'intercetto ancora di Murru che prova a partire, poi il passaggio, l'1-2 in mezzo, ha tentato farsi vedere Figus, niente da fare per lui, però era buono il passaggio filtrante di De Falco. E allora ancora in profondità per Piras, palla che viene rimpallata, poi il controllo palla e ancora la Frassinetti che va a recuperare il pallone, si gioca a centrocampo con il tentativo di apertura all'intervento ancora per provare a lanciare sempre Piras in profondità, spina nel fianco, questa volta il grande intervento di Liliu che va ad aprire un po' lungo il pallone e poi la scivolata tentata ancora da Alai con il pallone controllato ancora dalla squadra di casa che prova a farsi vedere anche in attacco, niente da fare perché poi c'è l'intervento di Figus e poi il lancio sempre verso la prima punta, verso Piras che fa valere anche la sua stazza. Niente da fare, fermato in fallo laterale. Allora si gioca ancora sulla fascia sinistra, il colpo di tacco a liberare ancora l'opportunità per Piras, fermato anche lui e poi prova a distendersi sulla sinistra, porrà lo scambio per cercare di aprire il gioco, tutto sulla destra dove c'è Mina, prova a portare palla il numero 10, rientra sul destro, poi prova il filtrante per il capitano De Falco, fermato in calcio d'angolo dall'ottimo intervento di Andrea Figus. Allora si può andare dalla bandierina per il primo tiro di calcio d'angolo da parte della squadra di casa che prova adesso a mettere i suoi saltatori in area di rigore, va a riempirsi proprio l'area mentre è pronto a mettere il pallone in mezzo Figus, l'appoggio è corto, poi lo scambio che non si concretizza, non si capiscono i due compagni, Figus non ha ricevuto bene il pallone da Porra e allora prova a distendersi invece la squadra di Sublanu con il passaggio in profondità, fa buona guardia a Grussu e fa uscire ancora Azzori che può bloccare il pallone, ha offerto subito al suo compagno di reparto Liliu, poi l'appoggio, ancora lo scambio verso Zucca, il pallone ancora aperto sulla destra per Grussu, provano a giocare adesso su questa fascia, l'appoggio ancora all'indietro dove c'è Zucca che può far partire ancora un altro lancio tentato da De Falco, tutto sulla sinistra, Porra non riesce ad arrivarci, si spegne il pallone in fallo laterale. Si riparte dalle retrovie, il lancio profondo con il tentativo di contrasto, finisce a terra e c'è anche il fallo subito da Cristian Cera con il pallone che viene consegnato adesso ai giocatori della squadra ospite. Intanto c'è tutto sulla sinistra che reclama il pallone, intanto invece il lancio in profondità non esce subito Azzori con il pallone che va a rimbalzare pericolosamente, arriva comunque con le mani, l'estremo difensore dà subito il via all'azione offensiva della Frassinetti che gioca ancora tutto sulla destra con Mina, il pallone sulla sua verticale per De Falco, fermato ancora con l'intervento di Cera e poi ancora prova a confrontarsi con due
due avversari, niente da fare. Allora ci prova De Falco, fermato, ma è ancora possesso Frassineti con il pallone che resta in campo. Giocato da Mina, ancora tutto sulla destra, poi c'è il fischio dell'arbitro, c'è a terra Daniele Loi e quindi ci sarà un intervento per vedere che tutto sia a posto per il numero 6 del Sublanu. Si potrà ripartire con la palla probabilmente scodellata dall'arbitro. Pallone rimpallato, poi prova a mettere in mezzo, c'è l'uscita del portiere che blocca senza grandi problemi. Pintus rilancia subito l'azione della sua squadra, prova a giocare molto sulla destra, la squadra ospite con il tentativo più su quella fascia, squadra spostata molto nella zona destra del campo, della zona offensiva del Sublanu, che adesso però pallone intercettato, si gioca ancora a centrocampo, passaggio all'indietro. Svaria invece molto l'azione della Frassineti, che però sbaglia qua in uscita. Ancora il tentativo di Piras, fermato ancora dal buon intervento della difesa. Allora Argiolas che porta palla, l'appoggio a centrocampo, ancora con il tocco di Figus, ancora all'indietro. Poi si gioca a centrocampo con De Falco. L'apertura sempre sulla destra, dove si fa trovare sempre pronto Mina a provare l'1 contro 1 e poi parte, pallone però troppo esterno, si perde in fallo laterale. Ha provato ancora a distendersi sulla fascia destra la squadra di casa, che adesso prova a recuperare il pallone con Zucca in avanti, palla in area di rigore un po' pericolosamente, ci arriva il controllo di Loi e poi ancora in fallo laterale. Si posiziona per battere questo fallo laterale la squadra il Sublanu, poi il tocco di Mereu, palla in avanti, ancora il pallone giocato verso il portiere, riesce a bloccare Azzori il pallone. Allora si gioca ancora con il passaggio di Lilliu, ancora il tocco per Zucca, l'appoggio ancora all'indietro, poi prova dalla distanza il tentativo con il pallone per Lai. Si riparte con il gioco dal basso, questa volta ha provato la squadra di casa e prova a giocare con palla a terra, partire, però intanto sono anche questi errori con Di Agostini che va a recuperare, ne ha due di fronte, prova a mettere il pallone, c'è la deviazione, sarà calcio d'angolo, opportunità adesso per provare dalla bandierina. Si riempie l'area di rigore, palla tagliata in mezzo, c'è l'uscita di Azzori che blocca. Ottima giocata questo dell'estremo difensore del Frassineti, che riesce a uscire senza grandi problemi per dare anche
il senso di presenza ai suoi compagni, e intanto però altra palla persa, ma poi in scivolata. C'è l'ultimo intervento in chiusura in fallo laterale di Thomas Grussu con il pallone, l'altro numero 6 con Lowe, il fallo laterale, pallone sempre sulla sua verticale, fermato, c'è l'intervento di Zucca che prova a portare palla ancora in avanti, pallone intercettato, ma si alza un campanile, si gioca adesso di testa a provare a mettere palla a terra, Figus all'appoggio, poi buona all'indietro per Lilliu che può controllare e cercare di far partire l'azione. Dall'altra parte gira bene il gioco la squadra del tecnico Poli con il palleggio dal basso, qualche errore di troppo, ma insomma ci sta per queste giovanili, i ragazzi che stanno lavorando tanto fin da piccoli per fare il loro sogno nel mondo del calcio. Si parte da qui, si parte dal basso, si parte dai giovani, ancora una volta con Diretta Sport avete la possibilità di vedere anche il calcio giovanile a tutto tondo con lo spettacolo del calcio e di tutti gli sport giovanili come quello che si sta vedendo adesso già qui, una partita da vertice questa, dicevamo, tra la Frassineti, Elmas, Villasor e il Sublanu, prima contro seconda, separate da pochissimi punti. Intanto qua c'è il fischio dell'arbitro per questo calcio di punizione. Dicevamo solo 3 punti che separano le due squadre in classifica, con la squadra di casa a quota 27, seguita dal Sublanu, con una squadra di casa che ha anche il miglior attacco. Intanto il pallone arriva verso Pintus che riesce a bloccarlo. Provare adesso a orchestrare un'altra azione offensiva. Si gioca ancora questa volta il Sublanu che però deve spazzare via, pallone perso, ancora un controllo palla di Porra e poi però ancora il lancio in profondità, prova sempre con queste sortite, lanci lunghi un po' troppo soli però lì davanti i giocatori del Sublanu, le due punte scelte dal tecnico della vice capolista che adesso qua deve difendere con il tentativo di tiro da parte di De Falco, viene contratto, pallone che resta lì, si lotta a centrocampo, alla meglio il Sublanu che prova a distendersi, però c'è l'intervento con il fischio da parte del direttore di gara, calcio di punizione con l'intervento subito da Acera che adesso si rialza, potranno andare a battere questo calcio di punizione i ragazzi del tecnico bracciale. Intanto si gioca ancora con Loi, l'appoggio sbagliato, Grussu viene messo a terra, sarà calcio di punizione adesso per Frassineti che può battere e va subito con il gioco a centrocampo, la palla deviata in fallo laterale e Grussu che può andare a battere con le mani, si gioca con Murru, appoggia ancora all'indietro verso Lilliu, tutto sulla sinistra, Argiolas, pallone per un attimo contratto, messo fuori da Fide Lai, si era apertura adesso con Cera che può lanciare il pallone fermato con il pallone contrastato e allora ancora squadra di casa che può giocare con De Falco, mette giù il pallone, gli dettano il movimento, i suoi compagni, parte Zucca con il pallone tra i piedi, evita il calcio d'angolo, poi mette il pallone in mezzo, meglio ci ha tentato Mina, palla non calciata bene per questo cross, finisce sull'esterno della rete, quindi con il gioco che può essere poi ripreso dalle retrovie. Adesso si
cambia fascia, non c'era, che prova l'intervento fermato, allora ancora un'opportunità per la squadra di casa, libera bene la difesa con Figus, l'apertura sulla destra, il buon gioco adesso a centrocampo, altro lancio in profondità sempre per il tentativo di Piras, che adesso va a pressare anche sul portiere che se la cava egregiamente con i piedi. Piras è sempre un po' troppo solo lì davanti, accompagnato poco dai giocatori di centrocampo, provano comunque a cercarlo lì davanti. Federico Piras, classe 2007, anche per cercare la sua altezza a protezione del pallone di questa prima punta del Sublano, che intanto adesso qua va a proteggere la buona uscita di Pintus. Dal basso con Loi, l'appoggio su Cera, buona tentativo in avanti su De Agostini, palla che viene contratta, si lotta a centrocampo, un altro anticipo, ma ci arriva comunque Lilliu in anticipo su Piras, l'apertura a sinistra, ancora per Argiolas, si ferma, poi riparte, buona questa giocata del terzino di casa, poi il pallone viene respinto in fallo laterale, ma c'è anche il fischio del direttore di gara, da un calcio di punizione per il Sublano quando abbiamo raggiunto il 20° primo tempo, sempre 0-0, primi squilli a inizio partita per le due squadre, poi il gioco si è un po' stabilizzato a centrocampo con il gioco che adesso riparte con Zucca ancora verso Mina, fermato l'ultimo intervento di Ilai che porta palla, poi viene fermato, anzi era lui con il pallone, adesso Grusu, intervento ancora di De Falco, palla fermata, e allora si gioca un po' a rimpalli, che finisce fuori, spazzata via da Marco Viola. Fallo laterale, colpo di testa di Agostini, là in profondità, ha cercato ancora una volta Piras, anticipato. Fallo laterale con Grussu che può andare a battere De Agostini, a tenere il pallone fermato, poi Mina con il tentativo di 1-2, tiene invece il pallone Figus, parte da solo, eccolo Figus, buono il cross in mezzo e c'è calcio d'angolo con la deviazione di Andrea Figus in calcio d'angolo a fermare. Altro Figus, calcio d'angolo, palla in mezzo, respinto in avanti, si può ripartire ancora con Grussu, l'appoggio per Murru, poi verso Argiolas, palla si gioca adesso con il tentativo di incursione, con la difesa che però controlla palla, spazza Mereu, poi resta però lì in area di rigore il pallone, un altro lancio in profondità dove trova le mani di Marco Pintus che blocca in presa, chiede ai suoi di salire, poi il rilancio, ma ci sono solo maglie verdi con il tocco in avanti, poi un altro lancio in avanti, ancora una palla sprecata dal Sublano che adesso va a chiudere con De Falco, l'appoggio, eccolo ancora il numero 8, l'apertura ancora a sinistra, si fa vedere Porra fermato, fallo laterale. Con le mani all'indietro verso Murru, pallone messo in mezzo, c'è Figus, riesce ad arrivare, poi prova il tiro, la palla che viene respinta in calcio d'angolo. Una buona occasione questa per Frassinetti, riesce adesso a farsi vedere un primo squillo in avanti, buona la giocata di Figus, poi pallone in calcio d'angolo
proprio il numero 9 che va a battere in area. Si fanno vedere anche Zucca e Viola, palla tagliata verso la porta, il portiere esce, la respinta di Pintus, pericolosa questa azione, questo cross. Frasineti che continua ancora con il tentativo di slalom di Grusu, poi perde il pallone, allora prova a dare al via il contropiede il Sublanu con l'ottima chiusura difensiva da parte di Marco Viola che mette fuori. Sempre pericoloso Piras quando viene lanciato dai suoi compagni, però l'ottima chiusura ancora di Viola che riesce a mettere in fallo laterale che può andare a battere Loi. Pallone che arriva su De Agostini, palla respinta ancora in out con Grusu che si è opposto al suo avversario. Adesso ancora Loi con le mani per provare a battere questo fallo laterale. Tenta il lancio profondo su De Agostini, il colpo di testa, poi a liberare e spazzare via una volta per tutte De Falco. Palla che arriva verso Minà, l'anticipo. Allora De Agostini ancora con il pallone tra i piedi, prova, non ha l'appoggio, deve andare all'indietro, cercare l'1-2, lo scambio che non si concretizza. L'errore del pallone di Marcia. Si gioca ancora, prova il tiro dalla distanza, questa volta De Falco. C'è una deviazione però. Sarà calcio d'angolo. Va a battere ancora Davide Figus. Mentre ancora l'area di rigore va a riempirsi. Tornano anche Viola e Zucca in mezzo all'area di rigore. Altro pallone tagliato, sempre verso il portiere. Pallone che danza sotto porta. E poi c'è il gol del vantaggio del Frasineti che qua va a prendersi l'abbraccio dei propri tifosi. Il gol del vantaggio per l'1-0. Eccolo qua. L'abbraccio per la rete di Marco Viola sotto porta, è riuscito ad anticipare tutti. Già è stato pericoloso in precedenza, pericolosa la squadra di casa su calcio da fermo. In questo angolo molto tagliato verso il portiere, la prima occasione era stata salvata dal Sublanu. Al secondo tentativo Marco Viola mette a segno il gol dell'1-0. Prova a replicare subito il Sublanu, fermato. E allora ancora si gioca sulla fascia destra. C'è il fallo per l'intervento di Loi, irregolare, dice il direttore di gara, sempre su Minà, proprietario di questa fascia destra. Allora si va con il calcio di punizione già battuto, giro palla di De Falco, poi il pallone arriva all'indietro ancora per Lilliu, ancora su Argiolas sulla sinistra. Pallone in mezzo, si torna da De Falco che prova a mettere ancora in mezzo, questa volta non ci arriva di un soffio Zucca. Questo lancio in profondità, tagliare la difesa avversaria, ha rischiato di far male adesso. Intanto Sublanu può recuperare palla adesso sulla destra nel gioco di Dell'Oste, poi pallone perso nuovamente con Frasineti che gioca all'indietro adesso per tornare a impostare dal basso con Viola, autore del gol. Il buon giro palla, la
squadra di casa. Ancora il pallone che arriva verso Zucca, poi Viola. Davvero un buon gioco per Frassinetti, Elmas Villassor, che adesso perde il pallone, però recuperato nuovamente. Adesso l'appoggio sempre all'indietro. De Falco prova l'apertura sulla sinistra per Porrà, fermato in fallo laterale. Fallo laterale che resta in zona d'attacco per la squadra di casa. Prova il tiro da fuori con la parata, il portiere la lascia lì, doppio intervento con il pericolo su Pintus, 2 volte è riuscito a respingere. Pericolo, Pintus è riuscito a mettere una pezza su un suo primo errore. Hanno appostati lì gli attaccanti del Frassinetti, che adesso va a recuperare il pallone, appoggia ancora all'indietro verso Azzori. La apre ancora sulla destra, ancora il buon giro palla verso Grussu, appoggio su De Falco che torna sempre a prendersi i palloni, a far girare la sua squadra a centrocampo, palla sporcata ancora in fallo laterale, sempre Thomas Grussu con le mani, l'appoggio adesso per Murru, poi ancora su Grussu, giro palla, questa volta però sbagliato, c'è l'intercetto di De Agostini, il pallone che prova dalla distanza, anche Federico Piras non riesce più ad avere palloni giocabili in avanti. Piras allora si mette in proprio cercare di pungere la porta avversaria con questo tiro dalla distanza. Controllato comunque da Azzori, davvero troppo lontano per dare fastidio al portiere avversario. Intanto si gioca ancora con Figus, prova l'1-2, eccolo ancora Figus, altro pallone in mezzo, c'è Minà, poi l'uscita di Pintus che blocca, non dà subito il via alla sua azione. Adesso prova a partire anche lui dal basso con il pallone offerto sulla sinistra a Figus, poi l'appoggio in avanti, il controllo palla di Cristian Cera, l'appoggio a De Agostini, porta palla da solo il capitano, l'appoggio su Lai e poi tutto sulla destra, pallone leggermente lungo, non ci può arrivare Marcia, palla che finisce in fallo laterale. Ancora il giro palla con De Falco fermato, adesso De Agostini, ancora l'ottimo lavoro di Figus, ma De Agostini resta sul pallone, fallo laterale però è per Frassinetti. Intanto pallone che viene messo giù, si parte subito con ancora un altro lancio in profondità, c'è l'uscita del portiere con Azzori che va a bloccare. Ancora un tentativo di incursione da parte di Piras. Giro palla adesso, il tocco per De Falco, poi sulla destra appoggio su Grussu, ancora De Falco per girare il pallone su Zucca, poi è Murru, ancora a sinistra su Argiolas, passaggio su Mina, adesso il traversone, il colpo di testa spizzato da Figus, palla in mezzo, c'è
l'uscita sbagliata per un attimo con il pallone che resta lì al limite dell'area. C'è anche calcio di punizione per il fallo subito da Nicola Porra con il pallone a pochi passi dalla linea dell'area di rigore. Ora sarà calcio d'angolo, calcio di punizione, scusate, con il pallone messo a terra, una nuova opportunità oltre la mezz'ora. Questo tiro da fermo va a comporre una barriera molto folta e sta disegnando tutto pronto per il calcio di punizione, la respinta del portiere, provato Figus, sempre lui, delicato come nei corner, tira anche le punizioni. Sono in mezzo con il tentativo sotto porta di Emanuele Piano che esce fuori non di molto. Ancora l'intervento. Pallone recuperato per un attimo dalla Frassinetti che adesso arriva a giocare con il pallone tutto sulla destra con l'intervento di Grussu, poi fermato e ancora prova a distendersi in velocità, c'era grande giocata, poi palla che finisce in fallo laterale, ha provato a liberarsi di un avversario, c'era poi secondo lo ha fermato, ma è fallo laterale che può andare a battere Daniele Loi con le mani sempre su questa fascia sinistra e il colpo di testa tentato da Di Agostini. Intanto Piras che va a lottare per provare a strappare il pallone da Muro, lo fa in maniera irregolare. C'è anche il cartellino giallo per il giocatore in maglia 21 Federico Piras, primo ammonito dell'incontro. Molto fiscale in questa circostanza il direttore di gara, forse ha voluto punire l'intervento alle spalle del difensore della Frassinetti, tant'è che arriva anche il primo cartellino della partita, del primo tempo. Pallone recuperato. Ancora il lancio in mezzo all'area di rigore, blocca il pallone in uscita. Azzori, padrone dell'area di rigore. Anticipo al pallone a centrocampo, c'è il fischio dell'arbitro, ancora un altro fallo fischiato su Piras, questa volta ai danni di Viola. Si gioca con De Falco, però completamente sbagliata, ma un altro regalo ancora in uscita della difesa. De Falco prova a lavorare il palla da solo, già adesso poi all'indietro su Murru, all'apertura sulla sinistra, il pallone che viene contratto e poi intervento di Marcia a mettere il pallone in fallo laterale, ma c'è l'ultimo tocco dei giocatori della Elmas Villassor con quindi il pallone che può essere rimesso in gioco proprio dalla squadra ospite, deve recuperare il gol siglato pochi minuti fa da Marco Viola a sfruttare un altro pallone insidioso nell'area di rigore messo in mezzo da Figus.
fallo laterale battuto, eccolo Viola in avanti. De Falco può controllare il pallone, non ha un controllo felice sul primo stop, palla persa e allora si torna con De Agostini che prova a giocarla ancora verso Cera, l'appoggio in mezzo per Piras, ancora un po' isolato. Piras però riesce a lavorare bene il pallone, un altro lancio in profondità per Dell'Oste che ha provato a farsi vedere nell'area di rigore avversaria, ancora una volta ci ha provato Piras, sicuramente uno dei più attivi della sua squadra insieme a Cera e De Agostini che qua va a recuperare il pallone, prova a mettere il tiro ma c'è anche il fischio dell'arbitro che interrompe l'azione, fallo fischiato ai giocatori in maglia blu e allora il pallone si riparte con il giro palla di Murru. Il tocco a centrocampo su Figus che arriva comunque complice l'errore della squadra avversaria. Intanto prova a lanciarsi a rete Porra con il tentativo di tiro. La palla che finisce fuori, ma la Frassinetti è davvero pericolosa quando attacca. Lancio ancora in avanti, tanti lanci, un po' in difficoltà nella manovra la squadra di Sublanu. Prova il lancio, ancora pallone che va a spegnersi tra le braccia del portiere, poi prova a recuperare, a portare avanti il pallone. Ancora il giro palla. Fermato, ancora Cera per Piras, prova Piras, è attorniato da maglie verdi, però riesce a tenere il pallone, prova a lottare ancora Piras e poi la palla che finisce in fallo laterale con Viola che è riuscito a spararla via. Il tentativo adesso sul fallo laterale. Prova a farsi vedere ancora il pallone in mezzo con De Agostini, poi il colpo di testa a liberare per un attimo, poi il pallone ancora contratto, niente da fare, si riparte. Si gioca ora con il pallone. In avanti con il tiro, la palla che piano piano sta per rotolare in rete, poi l'intervento ancora della difesa a liberare, altra occasione per la squadra di casa. E poi palla che viene fermata per il fischio dell'arbitro. C'è il fischio dell'arbitro con il pallone, con l'intervento segnalato per un fallo. Calcio di punizione, anzi palla scolledellata, adesso altro traversone in mezzo, attraversa tutta l'area di rigore, si perde sul fondo, niente da fare per questo traversone. La squadra di casa che non è riuscita
a mettere in mezzo, trovare dei giocatori d'attacco. Allora si può ripartire con il controllo palla ancora di Agostini, grande giocata del capitano che prova a fare tutto da solo, parte in velocità, ne supera 3, poi allarga ancora a sinistra, su c'era il pallone di ritorno per Di Agostini che prova ancora e poi l'intervento in scivolata da parte di Grussu, netto sul pallone, poi l'arbitro che va a sincerarsi delle condizioni di Di Agostini che si è alzato. Grande occasione per questo capitano numero 11 della Sublanu, classe 2006, anche lui. Pallone messo in mezzo adesso con il tocco sotto la traversa di Piras, poi il pallone che balla in area di rigore, ancora lì la palla che non entra, altro respinta fuori, grande occasione per il Sublanu, una fiammata da parte della squadra ospite. Ci prova adesso Mina in contropiede, si è accesa la partita con Figus, il pallone, ma il grande anticipo di Zedde che va ad anticipare il suo avversario, a mettere il pallone in fallo laterale. Grande occasione però per il pareggio del Sublanu, ancora una volta con Piras, uno dei suoi giocatori migliori in questo primo tempo, insieme a De Agostini e Cera. Grande occasione, la traversa che va a respingere il pallone. Intanto adesso un altro fallo laterale, la possibilità di ripartire per Frassinetti che va con il fallo laterale, l'appoggio, il gioco di gambe cercato da Zucca, palla che resta ancora lì con De Falco, ancora Zucca, prova a mettere il pallone in mezzo, anticipato in area di rigore Figus, poi c'è il fischio dell'arbitro per un fallo della squadra di casa che in questa circostanza aveva provato a mettere un altro pallone in mezzo. Niente da fare. Calcio di punizione. La respinta, intervento per un attimo di Mereu, poi il pallone colpito di testa da Pai. Altro lancio in profondità, a buona guardia la difesa. E poi palla che finisce in fallo laterale. Altra opportunità per il Sublanu di portar palla, provare a costruire un'azione dal basso. Poi c'è l'intervento con il pallone che arriva all'AI. Ancora il passaggio per adesso il lancio teso in avanti con l'uscita di Azzori chiamato dal suo compagno di reparto. Zucca. Ancora Liu. Pallone con Lai, altro errore in impostazione. Allora si torna a giocare dal basso, Viola, poi l'apertura e il lancio lungo verso Minà che adesso sta provando a giocare su tutta la fase d'attacco della sua squadra. Grande giocata per un altro pallone in mezzo con la sfera che finisce sul fondo e quindi la rimessa già battuta di Agostini. L'intervento c'è però il fischio del direttore di gara che dice che può bastare così per questa prima parte, questo primo tempo, dopo 1 minuto e mezzo di recupero. E allora per noi ci sarà tempo per qualche spot e poi si ritorna per il secondo tempo di Frassinetti Sublanu.
A Bosa, scenario di assoluta e indimenticabile bellezza, dal 1978 l'Hotel Al Gabbiano, struttura di tradizione e conduzione familiare, è pronta ad accogliervi per le vostre vacanze all'insegna del relax e del mangiar bene. L'hotel offre ben 43 unità abitative, tra le quali 35 stanze ristrutturate di recente, tutte con aria condizionata, TV, frigo bar e servizio wifi. A meno di 100 metri dal mare, con ristorante, pizzeria e area bimbi sempre a vostra disposizione. La struttura, con i suoi servizi di noleggio gommoni, biciclette, quad e scooter, rappresenta una scelta irrinunciabile per famiglie e giovani coppie. Hotel Al Gabbiano, fai spiccare il volo alle tue vacanze in Sardegna. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno.
Siamo ritornati in diretta da Elmas per l'avvio di questo secondo tempo che parte adesso tra la Frassineti contro il Sublanu, questo scontro al vertice della partita più attesa qua. Il vantaggio intanto del primo tempo maturato grazie alla rete siglata da Viola per il vantaggio della squadra di casa che sul proseguo di un calcio d'angolo tagliato perfetto da Figus in mezzo, la prima respinta del portiere, poi l'intervento di Viola per il gol del vantaggio che ha portato finora l'1-0. Allora si riparte con questo calcio di punizione per la squadra di casa. Stiamo dando tanto uno sguardo alle due formazioni per capire se è cambiato qualcosa. Non sembrano gli stessi 11 effettivi del primo tempo, con intanto il tentativo di De Falco, poi quello di Marcia a spazzare via Argiolas adesso a controllare il pallone che viene dato in profondità su Porra, fermato in fallo laterale. Dicevamo, le due squadre ripartono con la Frassineti che vede Azzori tra i pali, poi Liliu, Argiolas, Viola, Zucca e Grussu, Porra, De Falco, Figus, Mina e Murru. Intanto qua c'è il pallone spazzato via con tanto di fallo segnalato dal direttore di gara. Dall'altra parte invece il Sublanu sceso in campo con Pintus tra i pali, poi Aned, poi Mereu, Figus, Loi, De Agostini, Lai, Cera, Marcia, Piras, Zedde, dell'Oste. Una partita, quella del Sublanu, a corrente alternata, ha provato a farsi vedere pericolosa, soprattutto dopo il gol del vantaggio della Frassineti. L'azione più pericolosa senz'altro la traversa di Piras, poi nella circostanza pallone sventato con il tentativo anche di De Agostini, uno dei migliori, il capitano del Sublanu. Dall'altra parte invece tutta la squadra di casa ha giocato una ottima partita nel primo tempo, con tanto possesso palla e anche il gioco per la Frassineti che ha trovato il vantaggio anche con Viola. Poi ci sono state anche un paio di occasioni per far male alla squadra avversaria da parte della Frassineti per provare a trovare il 2-0, nonostante il grande pericolo che abbiamo raccontato prima sulla traversa di Piras. Intanto si è ripartiti con il gioco, ancora sempre con il possesso della squadra di casa, che adesso va a rilanciare tutto in profondità il pallone con il tocco per Argiolas che salva dal fallo laterale, poi il giro palla con l'intervento di Murru, poi il pallone servito da Zucca in profondità, ancora con il pallone in area di rigore, il controllo cercato dal tentativo, poi il fallo che non viene fischiato, resta a terra un giocatore del Sublanu. Ottima questa puntata offensiva con il pallone in profondità, poi fermato dall'arbitro adesso con questo intervento per il calcio di punizione. Anzi, il pallone scodellato, l'arbitro non aveva fischiato subito in quella circostanza. Allora si riparte con il Sublanu, con De Agostini, l'appoggio ancora all'indietro verso Pintus, decide di allargare tutto sulla sinistra, lancio lungo sulla verticale, la fascia sinistra, c'è il netto anticipo della difesa, la
Frassinetti che adesso perde il pallone, il controllo, non arriva per un attimo il pallone a Dell'Oste, poi c'è ancora l'azione che si sviluppa sulla sinistra, il cross in mezzo con Piras, il miracolo trovato da Azzori, ma Piras che cosa ha sbagliato? Trovato in mezzo all'area di rigore, bravo anche Piras a farsi trovare lì pronto con l'appuntamento con il pallone, ma poi si è fatto ipnotizzare da Azzori che adesso sta alzando gli scudi. Grande partita adesso di Azzori con intanto l'intervento del direttore di gara. C'è un giovane della Frassinetti a terra, intervento per guardare che tutto sia a posto, e Figus che si rialza. Una grande occasione, non è riuscito a concretizzare. Piras, lo dicevamo, che era uno dei migliori per la sua squadra nel primo tempo. Niente da fare poi per lui. Si riparte adesso con il gioco dal basso, Lilliu, l'appoggio poi verso Zucca, altro errore. Adesso Frassinetti sta avendo qualche problema in fase di palleggio che aveva funzionato per gran parte del primo tempo. Adesso qualche problema di troppo per la squadra di casa. Ripartire, intanto si gioca sulla sinistra, pallone messo in mezzo, c'è sempre Piras, l'anticipo per un attimo di Lilliu, 2 volte, pallone che resta lì, il tentativo poi cercato da De Agostini, palla che finisce fuori, non di molto, ma adesso sale la pressione, la squadra del tecnico Bracciale che sta provando a pungere. Colpo di testa a centrocampo di Mereu, poi il pallone che arriva ancora a De Agostini, uomo ovunque nella Sublanu, poi l'anticipo, ma è ancora possesso per Figus, fermato adesso dall'intervento giudicato irregolare, con il cartellino anche che è volato all'indirizzo, c'è parso di Figus. Intanto si gioca ancora, si riparte subito, anzi appoggio sbagliato però di Mereu. Intanto si gioca il giro palla da dietro con Viola, il passaggio, queste trame a centrocampo, pallone intercettato, poi Di Agostini che appoggia all'indietro su Figus, palla regalata alla squadra avversaria, pallone però che non arriva, ci ha provato Zucca, non si è capito con Figus, allora pallone rilanciato in avanti. Il lancio in profondità, tutto sulla destra, c'è l'anticipo. Fallo laterale, intanto adesso l'arbitro va a segnare sul taccuino. Probabilmente l'intervento precedente. Si può ripartire con questo fallo laterale. La giocata da De Falco a terra, tutto regolare per il direttore di gara, sarà semplice rimessa laterale per il Sublanu con Grussu che torna indietro. Intanto è lui che può battere questo fallo laterale, colpo di testa, palla messa fuori. Ancora un fallo laterale dalla
zona difensiva. Il tocco in avanti, c'è Liliu che può controllare, poi chiama in causa il suo compagno in porta. Lo scambio ancora tra i due che funziona. Il giro palla di Dell'Oste con l'anticipo, però ancora la giocata di Porrà, l'appoggio per Murru. Si gioca ancora con Zucca, appoggio per Figus, apertura per De Falco. Rientra sul tiro sinistro, la palla respinta dal portiere, si resta ancora lì con un'altra conclusione cercata da Porrà, palla troppo larga, però adesso la Frassinetti risponde. Nuova opportunità per la squadra di casa. In questa circostanza si è fatto vedere De Falco con un buon tiro a girare. La palla poi è stata respinta da Pintus. De Agostini ancora prova la sgroppata a tagliare tutto il campo. Ancora grande giocata del capitano del Sublanu con la palla incollata tra i piedi, messo giù, sarà calcio di punizione. Altra sortita del numero 11 del Sublanu, grande giocata ancora questo talentuoso numero 11 Riccardo De Agostini. Da poco compiuto gli anni, intanto calcio di punizione, è sempre lui che va a battere questo calcio di punizione con l'area che va a riempirsi. Manca solo il fischio dell'arbitro con il pallone di Agostini. Vediamo se andrà a battere in mezzo all'area di rigore o direttamente in porta. Ci sembra col mirino puntato sulla porta e il tocco di Azzori in calcio d'angolo. Una buona giocata questa su calcio da fermo. Calcio d'angolo, sempre lui che va a battere calci da fermo. Adesso in area di rigore ci sono anche Figus, palla che però si perde sul fondo. C'erano le torri, c'erano le retrovie, anche i difensori del Sublanu. Palla calciata male direttamente sul fondo, mentre ben in campo tutti, o quasi tutti, la giornata. Intanto c'è un calcio di punizione per il fallo subito da Dell'Oste. Si gioca nel frattempo negli altri campi con il Calcio Pirri che sta vincendo al momento 3-0 sulla Antiochiense Calasetta. Poi il Guspini al momento in vantaggio sul settimo per 1-0. Tanto che tutto pronto, un'altra occasione, questa volta Di Agostini probabilmente dalla posizione del corpo opterà per il pallone in mezzo, per un cross. Così è, palla tagliata, c'è la spizzata di testa in calcio d'angolo. Ha svettato più in alto di tutti Thomas Grussu, palla in calcio d'angolo. E ancora De Agostini che va a battere questo calcio d'angolo.
tutti in area di rigore, i saltatori, palla questa volta ancora sul portiere che viene attaccato, c'è il fischio dell'arbitro con Azzori che aveva il pallone tra le mani. Anche De Agostini stava cercando di imitare Figus con questi calci d'angolo tagliato in uno, e proprio in uno di questi calci d'angolo dalla bandierina era arrivato il vantaggio della Frassinetti con il gol di Viola in area di rigore. Intanto c'è l'intervento falloso ai danni di Mina, c'è il calcio di punizione con il fallo di Andrea Figus, sarà calcio di punizione con il pallone che adesso viene messo giù proprio dal numero 9 della squadra di casa, che è come De Agostini per il Sublanu. Vanno solo loro due a battere tutti i calci da fermo, che siano angoli o calci di punizione. È pronto Davide Figus sul pallone e questa volta sono le torri della Frassinetti che vanno in area di rigore per provare a intercettare questo cross che probabilmente verrà messo in mezzo da Figus. Eccolo il fischio dell'arbitro, gioca basso invece, uno schema, poi il pallone che resta un po' troppo sotto, non è uscito bene lo schema per questa occasione, tanto palla rispedita in avanti, c'è Pintus tranquillamente sul pallone, può recuperare senza problemi. E allora si riparte con Marcia, pallone però sbagliato, finisce fuori, fallo laterale di Argiolas, colpo di testa ancora in fallo laterale, tentato Mereu a svettare, allora fallo laterale ancora su Argiolas, si fa vedere De Falco, palla invece in mezzo, eccolo De Falco, rientra sul sinistro, troppo tagliato sul portiere e può bloccare senza problemi Pintus, che va anche al rilancio immediato. C'è l'intervento facile di Viola, palla però mandata in fallo laterale, dove sarà Loi a battere questo fallo laterale, il giocatore di fascia del Sublanu. Colpo di testa ad allungare la traiettoria, palla recuperata dalla Frassinetti che poi la perde. Il controllo palla, poi De Agostini, ancora l'appoggio, si gioca sulla destra con il tentativo di scatto di Marcia, mette il pallone in mezzo, pallone che però finisce fuori, non è riuscito a trovare la coordinazione per mettere in mezzo un pallone che poteva dare qualche grattacapo alla difesa della Frassinetti, che va a controllare, a ripartire ancora dal basso con il possesso per De Falco, lancio lungo, cercare le punte, pallone contratto in fallo laterale per il Sublanu. L'ultimo tocco è stato di Mina, mentre arrivano anche le prime sostituzioni. A muovere qualcosa è subito il Sublanu, a lasciare il campo e Federico Piras è stato anche ammonito. Eccolo l'ingresso in campo. Allora si può battere questo fallo laterale, il colpo di testa, c'è il fallo però segnalato dal direttore di gara, è entrato intanto Bruno Usai.
palla in mezzo con l'uscita spericolata di Azzori, che però è anche efficace con i due pugni, sempre molto presente Azzori nelle uscite, si assume anche qualche rischio. Intanto adesso c'è un fallo subito da Luca Marcia, allora c'è il calcio di punizione e ovviamente De Agostini che va a prendersi la sfera per provare a mettere in mezzo un altro cross. Abbiamo superato il 20° della ripresa, non si sblocca il punteggio, ma adesso ci prova il Sublanu, questo scontro al vertice. Adesso sono 6 punti di svantaggio del Sublanu che, se vuole restare in scia della capolista, ha bisogno di trovare quantomeno il pareggio. Palla morbida in mezzo, pallone che danza pericolosamente, non è riuscito a metterci la zampata vincente Gabriele Mereu, palla che esce dalla parte opposta. E intanto c'è anche un'altra doppia sostituzione, questa volta per la Frassineti. Sono pronti altri 2 ingressi. Vediamo chi entra. Intanto sta uscendo dal campo Nicola Argiolas. L'uscita dal campo anche di Nicola Porra. Con l'ingresso di Alessandro Verde. Vanno a prendersi entrambi la fascia sinistra. L'altro entrato è Matteo Capoccia, tutti e due. Si rifà il look, la fascia sinistra della Frassineti con l'ingresso in campo di Capoccia e Verde. Intanto con Figus in area di rigore prova il tiro, l'uscita questa volta perfetta di Gianmarco Pintus. Presa di infilata la difesa da parte della Frassineti, che non è riuscito però a concretizzare. Questa volta Figus si è fatto ipnotizzare dall'uscita di Pintus. Il pallone bloccato da Pintus in uscita. Intanto calcio di punizione con la battuta di Lai, si gioca sulla sinistra, l'attacco. Ora si torna in mezzo con Lai che prova il tiro dalla distanza, niente da fare, però intanto ci prova anche il Sublanu, anche con questi tiri dalla distanza, per provare a pungere dalle parti di Gabriel Azzori. Piccoli passi, Lilliu, poi per Viola, apertura sulla destra, lo scambio, ancora Viola. Prova a fare una leggera pressione Cera, si è un po' spento il numero 17 del Sublanu. Primo tempo ha giocato un'ottima partita anche Cera. Intanto l'intervento di lui a mettere fuori in fallo laterale, dove può andare a battere Thomas Grussu. L'intervento della difesa a liberare, poi il tocco in anticipo di Dell'Oste che subisce anche il fallo. Esce anche un cartellino da parte dell'arbitro. Ci sembra proprio all'indirizzo del neoentrato Verde per questo intervento sul suo avversario. Secondo il primo cartellino per la Frassineti in questa partita. Fallo laterale
battuto adesso, eccolo, per Cera, che prova a divincolarsi dalla pressione degli avversari, sono tanti, ma Cera resta lì col pallone incollato tra i piedi, fa il massimo in questa circostanza, conquista un calcio d'angolo, ha provato adesso a farsi vedere sulla fascia sinistra, calcio d'angolo ancora di Agostini sul punto di battuta in mezzo, tutti gli altri, salgono anche le torri, soprattutto Figus in mezzo, palla un po' arretrata, recuperata comunque dal Sublanu, che può continuare adesso a pressione, il tiro dalla distanza tentato da Luca Marcia, vola ancora, mettere fuori. Recupero di Verde, poi il pallone offerto a Capoccia, palla persa, De Agostini, il taglio tentato da Usai, niente da fare, allora con Mina che va sulla destra, fermato in fallo laterale dal buon intervento di Loi, fallo laterale in zona offensiva con Grusu che andrà a battere con le mani, con il suo tecnico Pablo Andres Poli che dà indicazioni al suo giocatore, palla per Mina ancora, prova a partire, palla sporcata in calcio d'angolo. E allora, tiro dalla bandierina con Figus, va a battere questo calcio d'angolo, in mezzo ci sono Zucca e Viola, proprio sugli effetti di angolo Viola aveva trovato il gol del vantaggio, palla che resta lì con il tentativo e l'uscita di Pintus, tentativo di Zucca, però c'è stato anche l'intervento dell'arbitro, tanto ci sono problemi di crampi, anche il segno che insomma si gioca tanto. E questo insomma è il primo evento che andate a seguire con Directa Sport oggi, questo importante scorcio di giovanili con gli allievi, ma poi tutta una grande giornata di sport per i nostri canali, con le tantissime dirette che vi offriamo come ogni domenica, a partire dalle nazionali di tennis tavolo, e poi grande calcio con la Serie D, con il Van Maddalena Tivoli, poi Costa Orientale Sarda a Cassino, per scendere alla promozione, ma come Rese Coginas, e poi indimenticabile ancora futsal con la partita delle 16 stasera, Jasnagora Mediterranea, la 2 femminile, per chiudere il palinsesto del weekend con il grande evento di Muay Thai. Stasera sui nostri schermi, Pound for Pound 5, per un altro evento offerto ancora dai nostri canali che seguono a 360 gradi tutto lo sport sardo nazionale, per offrirvi questo grande spettacolo come questo del grande calcio giovanile, con l'impegno sta Frassineti, Elmas Villasor contro Sublanu, tanto si riparte dopo i problemi di crampi per Nereu. Intanto prova la sgroppata sulla sinistra, l'intervento di Usai, palla e finisce fuori, c'è uno scontro in area, l'arbitro ha giudicato regolare l'intervento, intanto sarà calcio d'angolo. Il tentativo di Usai, si è fatto vedere in area di rigore il giocatore subentrato nella ripresa a Federico Piras. Salta, calcio d'angolo
Si rialzano tutti e due i giocatori, adesso sarà calcio d'angolo, il tiro dalla bandierina. C'è il fischio dell'arbitro, ancora un pallone in mezzo, l'uscita di Azzori, palla però regolare, poi c'è il fischio in un secondo momento del direttore di gara, ma ottima uscita ancora una volta di Azzori. Grande presenza, lo dicevamo, nelle uscite, anche nel primo tempo, a dare sicurezza al suo reparto per Gabriel Santiago Azzori. Intanto il rilancio, il colpo di testa di Figus a liberare, ma si resta lì ancora con l'incursione sulla destra, il pallone tagliato in mezzo con il tiro e la traversa cercata e trovata da Zucca, palla che poi resta su De Falco, continua la Frassinetti. Palla ancora tutto sulla sinistra con Verde, altro pallone tagliato in mezzo, prova il colpo di testa, c'è quello invece a liberare Di Loi con il pallone che finisce fuori. Adesso 1-1 il computo dei legni delle due squadre a Piras. Nel primo tempo sta risposto adesso nella ripresa questo pallone tagliato in aria. Intanto adesso Figus fermato, poi prova con il tiro, palla che resta ancora lì, altro calcio verso la porta di Murru con il pallone che finisce in calcio d'angolo. Altra occasione per la Frassinetti, niente da fare, è riuscita ancora a liberare la difesa. E intanto dalla panchina della squadra di casa si chiede di chiudere l'incontro per non tenerlo in bilico. Ci sta provando adesso la traversa, intanto c'è il colpo di testa a liberare con Usai che può partire in contropiede, palla sprecata con la deviazione e quindi si deve ripartire. Intanto c'è una nuova sostituzione per il Sublanu. Non ce la fa a restare in campo Mereu, visti i crampi. E allora c'è l'ingresso in campo, un'azione di difesa con Francesco Fantacci. Palla che danza, allora Di Agostini che prova a portare palla, l'apertura sulla destra, però c'è il vantaggio di Verde, l'appoggio ancora Verde, porta palla, errore in uscita di Verde, allora ne approfitta dell'oste, il passaggio ancora verso Cera, prova il tiro, il volo di Azzori a respingere. Tentativo di Cera, palla che poi finisce in fallo laterale, ancora in zona d'attacco il Sublanu. Cambio fallo adesso segnalato dal direttore di gara, siamo poco oltre la mezz'ora. Con i tentativi anche dalle panchine, l'ingresso poco fa di Francesco Fantacci per il tecnico bracciale, prova a dare forze fresche per provare a trovare il pareggio. Eccolo qua, Fantacci mettere il pallone fuori. Per la verità è stato l'infortunio di Gabriele Mereu, niente di grave, una questione di crampi per lui, non ha potuto proseguire l'incontro. Viola per De Falco, il lancio perfetto, tutto sulla sinistra dove doveva intervenire Capoccia, c'è l'anticipo, poi va a lottare Capoccia, palla che viene intercettata e portata avanti da Marcia che va a subire anche il fallo del suo avversario, sarà calcio di punizione. De Agostini all'indietro, il giro palla di Zedde, poi Figus tutto a sinistra, palla intercettata,
Zucca, palla persa di nuovo, ed ora Di Agostini che prova a tagliare ancora il campo, fermato con il fallo da parte di Andrea Zucca. Sarà calcio di punizione, altro giocatore a terra, Di Agostini con i crampi, anche lui, con il capitano del Sublanu, che ha giocato tanti palloni, tanta corsa, anche per lui uno dei più attivi in tutta la partita. Per Riccardo Di Agostini sembra potercela fare, nonostante il problema di crampi in particolare sembra all'adduttore della coscia destra. Intanto si riparte. Intercetta il pallone, Capoccia, poi il servizio verso Figus, rientra Figus, mette mezzo per Zucca, altro pallone tagliato sempre per Capoccia, apertura per Figus, prova con il sinistro e trova l'angolino per il raddoppio. Questa volta non sbaglia Davide Figus. Ed eccoli qua i festeggiamenti per il gol del raddoppio, gliela chiamavano dalla panchina per cercare il gol per chiudere il match, o quantomeno per provare a chiudere il match, e trovano il gol del 2-0 con Figus. Ma ottima ancora l'azione della Frassinetti, con anche la zampata di Capoccia a mettere il pallone per il suo compagno. E allora 2-0, lo siamo ormai al 37esimo, non sono tanti minuti ancora a disposizione del Sublanu per provare a raddrizzare l'incontro. Sublanu che ha comunque anche tanti assenti in questa partita, e quindi non è facile nemmeno nelle scelte del tecnico Bracciale, proprio in un big match come quello contro Capolista, che sta ancora dando prova della sua forza. Si gioca ancora con il tocco per Minà, si allunga leggermente il pallone, finisce a terra, tutto regolare, e allora si riparte con il Sublanu che può andare superare la linea mediana del campo. Ancora il tentativo di assolo di Laipo, il pallone in profondità, l'intervento della difesa. Capoccia, ancora il passaggio all'indietro per Lilliu, riuscito a chiudere bene. Poi Viola si gioca sulla destra verso Grusso, ancora Viola, lancio per Minà che prova a partire, e in netto vantaggio Figus, palla che finisce in fallo laterale. È riuscito comunque a prendersi il pallone in questa circostanza la Frassinetti, con il fallo laterale. In zona d'attacco Zucca, De Falco supera 3 avversari, ancora De Falco, pallone incollato al piede, l'apertura a sinistra con l'altro assist, sempre De Falco, palla all'indietro per Minà, ancora in mezzo, il tentativo 2 volte ancora di Figus, niente da fare, resta fuori. Poi Zucca ci riprova, altra grande occasione per la squadra di casa. Altri brividi per Frassinetti. Cercare il tris, adesso il Sublanu deve provare a riordinare le idee. Ancora Di Agostini, pallone per Lai, ancora Di Agostini, lanciare in profondità il pallone che per un attimo non stava arrivando a Marcia, poi fa il possibile fallo laterale con il tocco ultimo che è il suo, e quindi la rimessa è per la Frassinetti, che può controllare con Verde all'indietro per Lilliu,
poi viola, pressione solitaria, davanti ci prova Cristian Cera, ma è da solo. Adesso prova un po' ad alzare il baricentro, il Sublanu, ma deve stare attento a non scoprirsi per queste puntate in avanti. Qua non ci può arrivare Murro sul lancio in profondità. Il Radi Agostini ancora lì dietro, il lancio di Figus in avanti, troppo esterno. C'era, non ci può arrivare neanche Usai, quindi sarà fallo laterale con Thomas Grussu. All'indietro per Viola, l'appoggio verso Lilliu, il controllo palla, poi la sventagliata verso Capoccia, la palla arriva al numero 15 che prova a partire, a lasciare Marcia dietro, il pallone tagliato, c'è la deviazione in angolo da parte di Izzed e quindi a salvare su questo nuovo cross cercato in questa circostanza da Capoccia. Buon impatto per Matteo Capoccia in questa partita. Il passaggio per il gol del raddoppio di Figus e poi ancora quest'altra sortita offensiva, lancio sul primo palo, la spizzata, il colpo di testa di De Falco, palla che resta lì, l'uscita non perfetta del Sublanu. Adesso Figus ancora in mezzo, la palla che danza in mezzo all'area di rigore, poi viene sparata via, si salva il Sublanu. Prova adesso a orchestrare il contropiede, la scivolata di Lilliu con l'intervento secondo l'arbitro, che va anche a tirare fuori il cartellino per Lilliu. Un po' troppo fiscale l'arbitro in questa altra circostanza su questo intervento in scivolata, ma tant'è che c'è il calcio di punizione e c'è anche un'altra sostituzione con l'uscita dal campo di Riccardo Dell'Oste. Lasciare spazio al suo compagno che entra in campo anche per le nostre telecamere, Alessio Puddu. Fa vedere il numero di maglia. Calcio di punizione sempre di Agostini, molto libero a destra anche Marcia. Intanto una sostituzione per il Sublanu con l'uscita dal campo di Murro. Intanto eccolo che arriva in area di rigore il nuovo entrato per il Sublanu a difendere adesso su questo calcio di punizione. Tanto Marcia si riavvicina di Agostini che ha il mirino puntato in mezzo all'area di rigore, dove sono tutti al limite, tenere sulla difesa i giocatori della Frassineti. Questo calcio di punizione, il lancio, ancora un'altra uscita di Azzori e poi il tentativo di tiro, palla che resta ancora lì, non riesce a trovare Zed il pallone filtrante, poi il tiro di Fantacci completamente fuori misura. Allora si può rilanciare con il rinvio da fondo campo, ancora un'uscita di Azzori a far capire chi domina l'area di rigore su queste palle alte, sempre efficace nelle uscite Azzori quest'oggi con i pugni in questa circostanza. Verde indietro per Lilliu, poi lo scambio con Viola, adesso abbassa anche i ritmi la Frassineti per provare a far passare i minuti, poi il lancio di De Falco, l'anticipo, il colpo di testa in fallo laterale, il pallone era indirizzato su Capoccia. Ancora Verde all'indietro.
il giro palla, l'apertura tutto sulla destra, pallone intercettato. Allora De Agostini provare a dare il pallone per il tentativo in attacco che non va a buon fine. Allora controlla il pallone Figus, capoccia, non un facile stop, Marcia in anticipo, poi il rilancio tentato da Fantacci, palla messa in fallo laterale che batte ancora Marcia. L'anticipo di capoccia all'indietro per Lilliu, che prova a ripartire ancora dal suo centrale difensivo. Il giro palla per il tentativo su Mina, palla troppo larga, allora fallo laterale già battuto con il gioco di gambe cercato ancora da Cristian Cera, prova a farsi vedere il 17, poi l'intervento, il calcio di punizione segnalato dal direttore di gara, calcio di punizione che andrà a battere ancora una volta De Agostini, chiedere ai suoi compagni di andare in mezzo all'area di rigore. Sale Zedde, più esterni ci sono Marcia e Lai, in mezzo entra anche Fantacci con Cera, tutti in area, anche Andrea Figus, tutti i giocatori con più centimetri in area di rigore, grande movimento in mezzo all'area, si attende solo il fischio dell'arbitro che arriva adesso. Palla ancora morbida con il colpo di testa e la palla in rete per il gol che va a dimezzare il risultato. Il colpo di testa di Andrea Figus ed è 2-1. Si riapre il match proprio nei minuti di recupero con Sublanu su calcio da fermo, sembrava un pallone molto morbido, invece ha svettato più in alto di tutti, lo dicevamo, i giocatori con più centimetri. Uno di questi è il difensore Andrea Figus. Si riparte adesso per questi minuti di recupero per vedere se reggerà il muro della Frassinetti oppure Sublanu proverà a tutta spingere per recuperare. Intanto De Falco, ottimo il recupero con l'attacco di Davide Lai, scontro tra numeri 8, poi De Falco fa rimpallare il pallone sul suo avversario, calcio di fallo laterale con le mani ancora in avanti verso Mina, torniato da giocatori, la sporca in fallo laterale Cesco Fantacci. Fallo laterale che può battere ancora in fase offensiva Frassinetti per tenere lontana dalla propria area di rigore la squadra avversaria. Fantacci, pallone che gli rimbalza sulla mano, sarà calcio di punizione, può respirare Frassinetti che dopo un secondo tempo in ampio controllo si è fatto beffare sul finale per questo colpo di testa vincente di Andrea Figus, ha messo in rete il gol che ha riaperto tutto l'incontro e quindi c'è la possibilità adesso anche di tentare il pareggio, ma intanto qua bisogna difendere questo calcio di punizione con Frassinetti che prova anche a giocare sul cronometro. L'arbitro fa rispettare la distanza, il calcio di punizione, si va verso la bandierina quantomeno per proteggere il pallone. Fallo laterale già battuto con l'intervento messo fuori da De Falco. Fallo laterale, adesso prova a salire in blocco il Sublanu per provare a pungere l'attacco avversario, palla però messa in fallo laterale da Zedde, il pallone che può essere controllato dalla squadra di casa che adesso, come detto, cercherà di tenere alto il pallone
per provare a far passare secondi preziosi. Altro fallo laterale, colpo di testa fuori di Figus. Ancora il fallo laterale, pallone intercettato ma male, non riesce a controllare il gioco Loi. Fallo laterale ancora in zona d'attacco, la Frassinetti che fa controllare ancora con il suo capitano il pallone, anzi era in quella circostanza Grussu, palla che è finita fuori, fallo laterale, adesso Zucca di testa, poi a cercare di prolungare Mina, palla che finisce sul portiere. Intanto c'è anche il cartellino per la simulazione, dice il direttore di gara di Figus. Palla già battuta, il colpo di testa con il pallone che arriva verso Usai, però troppo lungo. Il fallo laterale, può battere ancora Usai, pallone verso Cera, palla sul piede, messa fuori ancora in fallo laterale. Ancora Bruno Usai a battere, poi lascia il pallone a lui con le mani. De Agostini attaccato, palla messa comunque in mezzo, il colpo di testa di De Falco che poi va anche a liberare, pallone che danza sulla linea della porta dell'area di rigore. Intanto c'è proprio adesso il fischio dell'arbitro che decreta la fine della partita, la fine delle ostilità e soprattutto la vittoria della Frassinetti, che va così ad abbracciarsi per aver scampato il pericolo. E allora finisce qua con la vittoria della capolista nello scontro diretto contro la squadra del Sublano, una partita comunque ricca di emozioni, una partita che si conclude con i 3 punti che vanno alla capolista. Per il Sublano comunque ci sono gli applausi. E allora per noi di Diretta Sport è tutto, un saluto da Matteo Piega e Raffaella Perra con un ringraziamento per tutti voi e una buona giornata sui canali Diretta Sport.